tanta paura. Non si è più neanche sicuri neanche andare a fare la spesa. C'è inquietudine tra i clienti del supermercato Alì di via Aldo Moro, a Busa, di Vigonza, nella prima cintura padovana, dopo la rapina a mano armata di ieri. 2 individui sono entrati nel supermercato verso le 6:30 di sera, cappellino da baseball in testa e mascherina chirurgica sul volto. Sono entrati, avevano in pugno un'arma, non si sa ancora se fosse un'arma giocattolo o un'arma vera. Questo non lo potevano sapere neanche i dipendenti del supermercato e i clienti che a quell'ora erano dentro. Un'esperienza traumatica, ci hanno detto, non c'è molta voglia di parlare da parte sia dei dipendenti che erano presenti ieri durante quei feroci attimi. Si sono diretti verso la cassa dove alcuni dipendenti stavano contando il fondo cassa, poche centinaia di euro, non un ricco bottino. Arraffato il contante, hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo a bordo di uno scooter. I carabinieri, giunti sul posto, stanno analizzando tutte le telecamere per ricostruire l'identità dei due. Un'azione fulminea, qualche minuto al massimo, in una zona tranquilla all'apparenza. Certo che fa paura. C'è questo senso di insicurezza? Ah, tanta, veramente tanta. Questo senso di insicurezza c'è. Una cosa simile che accada non è mai una cosa che ti lascia tranquillo. Speriamo non succeda mai più, sia stato un caso isolato, questa è l'unica cosa. È una zona tranquilla. Mica mai. Non stiamo parlando di che roba là. Noi altri 2 o 3 mica passa tutti. Non molto tempo fa c'è stato anche un omicidio qui davanti, quindi insomma... Sì che sembra una zona tranquilla. Lo è di fatto, però questi 2 ultimi episodi non lo confermano, insomma, ecco. Purtroppo è la triste realtà di una situazione che in questo momento si sta acuendo, insomma.